Ecco, siamo venuti a trovare Tony Miatto, già sindaco del comune di Vittorio Veneto, perché oggi parleremo di temi molto importanti e di attualità relativi alla gestione dell'acqua, relativi a quanto il comune di Vittorio Veneto, Tony, potrebbe guadagnare in più all'anno. Proviamoci, andiamo a fare questa intervista a casa dell'ex sindaco di Vittorio Veneto, che poi divulgheremo in esclusiva e così magari riusciremo a far guadagnare di più la nostra comunità. È molto importante. Impianti del Piave, sistema nord-orientale, e questo è lo studio di Tony Miatto sui sovracanoni idroelettrici per il comune di Vittorio Veneto. Cominciamo l'intervista. Tony Miatto, vogliamo parlare alla nostra popolazione dei vantaggi che potremmo ottenere come comunità vittoriese con la rinegoziazione appunto degli attuali canoni o quant'altro sull'acqua? La questione è una questione abbastanza vecchia, nel senso che con l'avvento dell'industrializzazione anche nel nostro paese ci si accorse che c'era un forte bisogno di energia elettrica e come primo approccio a questa esigenza si sviluppò molto l'idroelettrico, che allora era a disposizione e non sfruttato. Fin dall'inizio ci si è rese conto però che questa ricchezza, che era l'energia potenziale posseduta dall'acqua poi trasformata in energia elettrica, veniva presa dai territori montani per poi effettivamente essere utilizzata in tutto il resto del territorio di pianura generalmente. E quindi ci si accorse che c'era un prelievo di ricchezza dai territori montani per trasferirli alla pianura. Per rimediare a questa ingiustizia, chiamiamolo così, si pensò di definire i territori montani captanti l'acqua, che poi avrebbe generato l'energia elettrica, e premiarli con un sovracanone. Perché si chiama sovracanone? Si chiama sovracanone perché l'uso idroelettrico dell'acqua, che da sempre è un bene comune, veniva concesso a fronte del pagamento di un canone. Però questo, per risarcire i territori montani, si pensò di fare un sovracanone che si chiama sovracanone BIM, dei bacini imbriferi montani, e questo sovracanone era dovuto da parte di tutti gli impianti che avessero avuto una potenza superiore ai 220 kW. Il beneficio economico, ridefinito biennalmente dal Ministero, è cresciuto negli anni e nel bacino imbrifero, parliamo di noi, quindi parliamo del Piave in questo caso, ossia i 120 comuni che erano definiti dalla perimetrazione del BIM Piave, erano e sono circa 120, suddivisi fra le province di Trento, Bolzano, Vicenza, Treviso, Belluno soprattutto e Venezia. Nel caso specifico nostro della provincia di Treviso i comuni erano 34 e si parla degli inizi degli anni 50, quando si pensò appunto di aiutare i comuni montani con gli importi derivati da questo sovracanone BIM. Il sovracanone BIM ha delle tariffe che sono biennalmente aggiornate e a tutt'oggi il BIM Piave coglie circa una dozzina di milioni all'anno, dovuti appunto da questi grossi produttori di corrente elettrica. Fu fatta dal Ministero una divisione poi corretta in modo tale che dell'intera
dell'intero ammontare ai comuni della provincia di Treviso spetta il 18,5% di questa cifra, quindi parliamo grosso modo di 2 milioni all'anno. Allora, storicamente, se andiamo a vedere tutti i BPAV, cioè tutti i BIM italiani, dove l'apporto dei singoli comuni era grosso modo lo stesso, come superficie, come importanza, come popolazione, come collocazione degli impianti, c'è una divisione paritaria fra tutti i comuni, dove invece l'apporto dei singoli comuni è molto differente dall'uno all'altro. Allora si è fatta la cosiddetta caratura, definendo una percentuale spettante a ogni singolo comune. Quello che ho notato è che nel caso nostro, pur essendo enormemente diverso l'apporto dei singoli comuni al BPAV Treviso, la suddivisione dei benefici non viene fatta secondo una caratura, perché siamo privi di un regolamento che accetti questo metodo di suddivisione, con il risultato che Vittorio Veneto ha gli stessi benefici dei piccoli comuni. Faccio un esempio: Zenzon di Piave, neanche 2000 abitanti, quasi non c'entra con i rischi, con gli impegni dovuti però ha gli stessi benefici di Vittorio Veneto. Quando storicamente i comuni fra di loro non hanno raggiunto un accordo, è sempre intervenuto il Ministero dei Lavori Pubblici secondo il suo metodo, e questo sarebbe il suo metodo. Dell'intero ammontare il 10% viene suddiviso equamente fra tutti i comuni, il 20% in base alla superficie captante, l'acqua, le acque, il 30% in base al numero dei cittadini facenti parte di ogni comune e il 40% in base alla reale collocazione degli impianti che generano questo sovracanone. Facendo questo calcolo, essendo Vittorio il comune di gran lunga il più grande, di gran lunga il più popoloso, e dove ci sono praticamente tutti o quasi tutti gli impianti che generano questo sovracanone, Vittorio Veneto dovrebbe aspettare qualcosa che va dal 40 al 50% dell'intero ammontare, cosa che oggi non avviene. Io ritengo che la cosa non sia equa, che è falsamente equo la suddivisione un tot per ciascuno semplicemente perché si è comune, e quindi abbiamo una forte sperequazione tra quello che è la situazione attuale, ma che dura da 70 anni ormai, da più di 70 anni, e nessuno si è mai preso la briga di chiedere la produzione di un regolamento che faccia un po' giustizia di questa che oggi io vedo come una profonda ingiustizia nei confronti del nostro comune, il quale è sottoposto alla presenza di impianti di rischio idraulico, di tutti gli incomodi. E soprattutto la Valle Appisina. E tutti sono in Valle Appisina. Se vuoi anche fare una suddivisione interna al comune, effettivamente la Valle Appisina. L'altra sera con Mirella Bagliana e vice sindaco Dus è stato parlato con la popolazione del fatto che la Valle Appisina dovrebbe ricevere un po' più di attenzione, di denari, visto che produce lei questa energia elettrica. L'acqua viene dal cielo, l'acqua scende dai territori più alti della Valle Appisina e defluisce in quelli più bassi. Nel tratto della Valle Appisina si sono allocati tutti gli impianti per il suo sfruttamento, e quindi io ritengo che sarebbe giusto riprendere in mano il tema, mai preso in mano a tutt'oggi. Io ancora una dozzina di anni fa feci una ricerca personale dove mi feci convinto dell'ingiustizia che viene fatta nei confronti. Una domanda ti faccio: quando eri sindaco perché non l'hai presa in mano questa vicenda? Questa vicenda l'ho presa in mano che ero ancora consigliere comunale una dozzina di anni fa. La mia domanda è: quali sono le difficoltà? Perché le difficoltà immagino, perché tu l'hai trovata, di farmi convinto della bontà dell'assunto,
Poi ho fatto fatica anche nel cercare gli altri esempi in Italia di situazioni analoghe, e poi la difficoltà è stata quella di relazionarmi con la gestione, con l'amministrazione del BIM, dove ci ritroviamo ad essere 34 comuni, dove uno, come sto facendo adesso, è il becco. prende Uno è il becco coscienza di questa ingiustizia che viene fatta nei suoi confronti, e trova un po' un muro da parte degli altri 33 comuni, i quali temono che il far giustizia comporti una diminuzione delle loro prebende. Quindi se Balliana, Mirella, vuole prendere in mano questo spunto, dovrà fare per chiarirlo. Dopodiché sono questioni amministrative, e spetta all'amministrazione. Facciamo il bene della nostra città. È per quello che stiamo collaborando. Il bene di Vittorio Veneto e della Val Lapisina. Chiaramente.